Ecco, vediamo un attimo. E quella fa il classico, ovviamente, eh?
senti in giro. No, ma io sul serio non so, poi non so neanche i nomi. Allora no, non so. A parte che non si può fare in tre perché quello è male, allora mettete in mezzo. No, dai, meglio. Dai. No, non farò il teniamo la mano in due. Andiamo a prendere. Ti do la Gabriele. Dov'è che io lo faccio?
Cambio di linea, adesso abbiamo dentro Alessandro Nespolo, Mattia Bianchin, Alessandro Palù e Tommaso Caner per il Treviso. Passaggio alto, arriva il numero 9, si trova davanti porta ed è... Il disco sembra essere sulla linea, però il Montebelluna già festeggia per il gol. Bisogna attendere cosa dice l'arbitro. L'ingaggio viene vinto dal Treviso con il disco a Mattia Bianchin che si trova dietro porta. Caner sale, ma perde il disco, viene recuperato dal Montebelluna che si trova a 2 con tiro alto, finisce dietro la porta, viene però rirecuperato dal Treviso. Alessandro Nespolo ci prova ma viene intercettato, tiro di Mattia Bianchin. Il disco ritorna dietro. Caner, Nespolo, un po' di confusione tra i giocatori del Treviso che portano un contropiede, tiro del numero 18 che però finisce fuori. Il disco viene recuperato da Alessandro Nespolo che parte da dietro la porta. Prova a scartare, fa un passaggio davanti porta, ma Mattia Bianchin colpisce la traversa. Il disco è ora a Palù. Caner dietro porta. Riesce a saltare un giocatore del Montebelluna. Vendrame. Passaggio per Riccardo Dalben che tira però viene parato. Il disco finisce fuori. Ingaggio in zona d'attacco Riccardo Dalben per il Treviso. L'ingaggio viene vinto dal Montebelluna ed è ora nel maglia numero 81. Riccardo Dalben riesce a recuperare il disco e infatti ritorna al Treviso. Adesso capitano David Sagui. Tobia riesce a recuperare il disco e torna da Sagui e ora da Ben. Dalben si prova a centrare per il centro. Tiro di David Sagui che però sbatte sui gambali. Riccardo Dalben ora si trova nella zona d'attacco, sbatte però sul gambale del numero 34. David Sagui viene recuperato dal numero 21. E il numero 21 riparte da solo. Prova un passaggio ma viene però bloccato da Marino. Viene recuperato da Tobia Vendrame. Riccardo Dalben. Provano per un passaggio ma non riescono. Ettore prova per il tiro ma viene bloccato dall'avversario. Numero 9 si trova con il disco. Tiro ma fuori. Viene recuperato da Matteo Bianchin. Fa un passaggio per Corbetta. Viene però intercettato. Numero 21. Il disco ritorna dietro nella zona difensiva del Montebelluna.
Numero 9 riesce a mantenere il possesso del disco, però sbaglia il passaggio, viene preso da Ettore che viene... Passaggio a Mattia Bianchin, ma attraversa di nuovo. Ora Alessandro Nespolo al disco, prova il tiro, ma il disco finisce fuori. No, sì. E l'arbitro fischia. Gaggio Zanetti Giacomo per il Montebelluna e Alessandro Nespolo. Viene vinto dal Treviso, finisce nel mani di Bianchin. Ed è tiro di Mattia Bianchin sul secondo palo che entra. Minuto 12:09, 2-1 per il Montebelluna. Il gaggio viene vinto dal Treviso. Sandro Palù al disco, passa dietro porta. Passaggio di Segui dietro. Viene recuperato da Mattia Darin che prova un tiro ma va fuori. Tommaso Caner recupera il disco, però viene intercettato di nuovo, viene recuperato dal giocatore numero 34. Contrasti nelle balaustre. Il disco viene recuperato da Mattia Darin che fa un passaggio per Alessandro Palù, ma il disco viene parato dal portiere. Il gaggio viene vinto dal Montebelluna. Riccardo Dalben. Passaggio per Tobia. Vendrame riesce a superare l'avversario. Passaggio per Dalben. Vendrame. Passaggio per Caner. Tiro ma viene parato di nuovo. Disco finisce dietro, viene recuperato da Vissagui. Passaggio davanti porta per David Sagui, viene recuperato dal Ben. Finisce Vendrame. Tiro di Vendrame però sul ginocchiere del numero 9. Di nuovo Vendrame. Viene intercettato di nuovo dal numero 9. Prova un tiro da lontano ma viene preso da Marino. Disco Vendrame che arriva dietro la porta degli avversari. Caner. Passaggio che viene intercettato dal numero 4. Cambio di linea per il Treviso. Credo dal ben dietro la porta. Gira. Passaggio per Tobia.
e si batte sul piede di Bianchin. Sarebbe stato comunque fuori. Il disco viene ributtato nella zona difensiva dal giocatore del Montebelluna, sotto pressione. Cambio per il Montebelluna. Mattia Bianchin recupera il disco, prova a tirare ma viene parato dal portiere. Fischio dell'arbitro. Gaggio vinto dal Treviso. Stefano Santarossa a Bianchin, tiro di Bianchin, viene parato ed è gol di Ettore Crespan. Minuto 8:56 del primo tempo, 2-2. Disco viene recuperato dall'ingaggio a centrocampo dal numero 81 per il Montebelluna. Passaggio al numero 90 che però viene fermato da Stefano Santarossa. Gli viene ritornato il disco da Ettore, prova il tiro ma sbatte sulla stecca dell'avversario. Disco viene intercettato da un retropassaggio al numero 81 che prova il tiro ma fuori. Il disco viene recuperato da Alessandro Nespolo, inizia a salire, si trova davanti porta, passaggio a Bianchin che tira e sbatte però sul casco del portiere. Passaggio per l'81 che si trova quasi da solo, però tira fuori. Disco di nuovo nelle mani del Montebelluna che finisce fuori dopo un tiro. Ingaggio in zona difensiva del Treviso Riccardo Dalben e Zanetti Giacomo. Disco viene vinto dal Montebelluna che però Tobia riesce a recuperare, Tobia Vendrame. Parte il contropiede per il Montebelluna. Tiro che però finisce fuori. Riccardo Dalben tira ma viene parata tutte e due le volte dal portiere, numero 24 Merlo Roberto. Gaggio vinto dal giocatore Montebelluna che però esegue un tiro e viene parato da Marino. Disco a Tobia Vendrame, Alessandro Palù che salta un avversario, passa al lato da Corbetta. Il disco viene però recuperato dal Montebelluna. Il passaggio viene recuperato da Corbetta, sale, prova il tiro ma viene parato. Disco di Tobia Vendrame, Riccardo Dalben. Passaggio a David Sagui. Prova il tiro ma sbatte sulla stecca dell'avversario. Viene recuperato dal numero 4 del Montebelluna. L'arbitro fischia un fallo che sinceramente non ho visto. Per il numero 26 Tobia Vendrame. Minuto 6:40.
Non è fallo, scusate. Disco a David Sagui. Passaggio per Mattia Darin. Davanti porta, viene poi intercettato dagli avversari anche dopo il tiro di Caner. L'arbitro sistema la porta e poi dopo ingaggio nella zona difensiva del Montebelluna. Ingaggio vinto dal Treviso. Disco per David Sagui che prova il tiro e viene leggermente deviato dal portiere, finisce fuori. Disco recuperato da Alessandro Nespolo che riesce a tenere il disco nonostante i giocatori avversari. Disco per David Sagui, Mattia Darin, Tommaso Caner che prova il tiro, viene però recuperato contropiede del Montebelluna che prova il tiro e fanno gol di nuovo. Numero 10 Roch Thomas segna al minuto 5:51 portando il Montebelluna a 3-2. Ingaggio vinto dal Treviso, disco dietro porta a Tommaso Caner, passaggio per Riccardo Dalben che tira ma viene parato da Merlo Roberto. Mattia Darin e Alessandro Nespolo vengono sostituiti per Mattia Bianchin e Ettore Grespan. Ingaggio vinto dal Treviso, tiro di Bianchin che però non riesce e viene recuperato dal numero 4 che prova un debole tiro. Disco in balaustra, viene recuperato da Tommaso Caner, disco dietro porta del Treviso, Riccardo Dalben. Riccardo Dalben prova il tiro ma sbatte contro il numero 80. Riesce comunque a tenere il disco e recuperarlo. Passaggio a Ettore Grespan che fa un passaggio a Bianchi Mattia, disco di nuovo dietro. Disco per Dalben che però non riesce nel suo intento. Si prova a ritornare, tiro, sbatte sul gambale, viene buttato via. Il disco torna al centro, è ora del Montebelluna. Numero 18 prova il tiro ma Marino riesce a pararlo. Il disco ritorna nella zona difensiva del Montebelluna. Contrasto tra il numero 8 e Grespan Ettore. Il disco viene recuperato dal Treviso. Mattia Bianchin che però il Montebelluna spreca. Viene recuperato da Tommaso Caner, passaggio intercettato. Viene però anche recuperato a sua volta il disco. Passaggio davanti porta che però viene deviato dal numero 90. Mattia Bianchini riesce a recuperare il disco. Passaggio per Riccardo Dalben che tira ma fuori. Ingaggio vinto dal Montebelluna.
Disco inizia a salire. Numero 90, passaggio numero 81. Viene però preso da Tobia Vendrame, che inizia a salire. Prova, ma non riesce. Tiene comunque il disco, passaggio davanti porta per Alessandro Palù, che però comunque non... Tiro di nuovo di Vendrame, che però viene parato dal portiere. Viaggio Alessandro Palù e il numero 81 Mazzarol Patrick. Il disco viene recuperato da Tobia Vendrame, che tira e segna. Numero 26. Al minuto 3:12 Tobia Vendrame segna e porta dal Treviso 3-3 a pari con il Montebelluna. Viaggio numero 9 Zanetti Giacomo e Riccardo Dalben. Disco vinto dal Montebelluna. Però Riccardo Dalben fa pressione sulla squadra avversaria e riesce a dare il disco. Tiro che però viene parato. Davide Sagui prova a recuperare il disco ma non ci riesce. Ci riesce invece Tobia Vendrame, che prova di nuovo ad andare al tiro ma viene bloccato dai giocatori. Riccardo Dalben. Davide Sagui di nuovo. Il disco viene recuperato da Tobia Vendrame. Tiene il disco. Riccardo Dalben, Corbetta. Passaggio per Dalben. Tobia si libera, però viene bloccato dai giocatori della squadra avversaria. Numero 18 prova il tiro ma viene parato da Marino. Il disco viene recuperato dal Montebelluna. Numero 8. Passaggio al numero 18, che però viene parato. Riccardo Dalben prova un passaggio per Tobia Vendrame. Passaggio a Ettore, che però non riesce nel suo intento di tirare. Passaggio che viene intercettato dal numero 8, che riparte. Il tiro del numero 8 finisce fuori dietro porta, viene recuperato da Corbetta. Passaggio per Ettore Grespan, Riccardo Dalben, Tobia Vendrame. Il disco ritorna nel Treviso e viene chiamato a cambio. Ettore riesce a prendere il disco. Passaggio davanti porta per Alessandro Nespolo, ma viene però bloccato dal numero 8. Disco su, viene recuperato il numero 56 Tommaso Caner. Ettore prova un drop pass ma non riesce. Disco dietro porta per il Treviso. Tommaso Caner a Ettore Grespan. Passaggio che però viene intercettato dal numero 81. Disco numero 90. Però... confusione davanti porta. Il disco viene recuperato dal Treviso. Ettore prova di nuovo il passaggio ma non riesce. Numero 90 del Montebelluna recupera il disco. Passa il 21 che prova a fare un tiro ma finisce in balaustra. Ora il disco di nuovo del Montebelluna. Prova di nuovo un tiro ma viene parato da Marino. Mattia Bianchini riesce a recuperare il disco, saltare un avversario e tira ma viene parato da Merlo Roberto. Si conclude 3-3 il primo tempo tra Montebelluna e Treviso.
Rientrando dall'intervallo, cambio campo e portieri. Treviso si trova con Paolo Quinto in porta, mentre il Montebelluna tiene lo stesso portiere, Marlo Roberto. Disco è ora del Montebelluna, numero 8. Dopo un po' di confusione il disco ritorna di nuovo al Montebelluna. Passaggio alto per il numero 9, che prova il tiro ma sbatte su Corbetta. Passaggio davanti porta pericoloso che però viene deviato. Disco è ora di Tommaso Caner, che inizia a salire. Tiro di Tommaso Caner che prova fuori, riesce anche a recuperarlo. Passaggio per Corbetta che prova il tiro, sbatte però sul portiere. Disco è ora del Treviso, numero 11, Alessandro Palù. Disco per Corbetta. Passaggio sbagliato, fa arrivare il disco Montebelluna, che decide di non perderlo subito e di tenerlo. Passaggio dietro. Numero 4, numero 11. Disco viene... però 9 riesce a saltare Corbetta. Viene chiamato il cambio per il Treviso. Disco a Tobia Vendrame che fa un passaggio alto per Riccardo Dalben che si trova davanti porta. Prova il tiro ma viene bloccato dal numero 34. Tobia Vendrame prova a recuperare il disco ma non riesce. Disco del Montebelluna. E invece sì, riesce. Tobia Vendrame sale. Riesce a fare un trick che però viene bloccato dal portiere. Tiro del numero 90 sopra la porta, viene recuperato da David Sagui. Disco Stefano Santarossa, viene recuperato da Tobia Vendrame. Disco a David Sagui dietro. E scende dietro porta. Prova un passaggio per Santarossa. Santarossa, passaggio che però viene intercettato di nuovo dal giocatore del Montebelluna. Disco numero 21 che prova il tiro. Viene parato da Paolo Quinto. Il disco viene ributtato su. Numero 34 del Montebelluna. Numero 81. Prova un passaggio. Disco contrasti in balaustra. Il disco viene recuperato da Riccardo Dalben. Inizia a salire. I giocatori del Treviso chiedono all'arbitro di fischiare falli, cosa che però non fa. Disco torna nella zona difensiva del Treviso. Paolo Quinto, il portiere, passa a Tobia Vendrame che non sale. Passaggio per Alessandro Nespolo davanti alla porta, che però non riesce. Il disco ritorna di nuovo dietro per il Treviso. Disco a Tommaso Caner. Passaggio per Alessandro Nespolo, che cerca il tiro ma non riesce. Mattia Bianchin manca il disco ma viene comunque recuperato da Tommaso Caner. Tiro di Alessandro Nespolo, viene però parato di nuovo dal portiere del Montebelluna. Il gaggio vinto dal Montebelluna, il disco viene però recuperato dal Treviso. Mattia Bianchin prova il tiro ma
Sbatte sui gambali del portiere. Alessandro Nespolo riesce a recuperare il disco, prova ad andare al tiro. Viene però bloccato dai giocatori avversari. Treviso chiama di nuovo per l'intervento dell'arbitro. Tiro alto di Tommaso Caner. E scontro in balaustra tra il numero 8 intervento un po' strano dell'arbitro. Fischia fallo per il numero 12 Ettore Grespan per il Treviso. E non acconta il gol per il Montebelluna. Il gaggio viene vinto dal Montebelluna, che si trova in superiorità numerica. Power play. Provano subito un tiro, ma viene parato da Paolo Quinto. I giocatori del Montebelluna fanno girare il disco, cercando un'opportunità per tirare. Il tiro viene però parato da Paolo Quinto, del numero 34. Tobia recupera il disco, finisce a Riccardo Dalben. Dalben e Tobia provano, ma Tobia, retropassaggio, passa davanti porta. Penalty, anche in penalty il Treviso riesce a tenere il disco. Riccardo Dalben salta un avversario e va per la porta avversaria. Tiro di Dalben che però viene parato dal portiere. Il disco viene rubato a Tobia Vendrame al numero 18, che passa per il numero 8 e finisce poi al 9. Viene però recuperato da Tommaso Caner. Passaggio in balaustra per Tobia Vendrame, di nuovo per Caner. Il disco viene recuperato dal Montebelluna negli ultimi secondi di power play. Disco per il numero 9, che però tira sui pattini del numero 56 Tommaso Caner. Fine del power play, 4-4 di nuovo. Riccardo Dalben esegue un passaggio che però viene bloccato fisicamente dal numero 18 in una scivolata. Disco al numero 26, Tobia Vendrame. Il gaggio vinto dal Montebelluna. Sotto pressione riesce a uscire. Disco al numero 21, che però finisce davanti porta e viene bloccato da Paolo Quinto. Passaggio dietro porta finisce ad Alessandro Nespolo, che inizia a salire. Passaggio per Mattia Bianchin,
che riesce quasi a fare gol, viene bloccato dal numero 24 il portiere. Ingaggio numero 90 e numero 29. Il disco viene recuperato dal Montebelluna, 1-1. Mattia Bianchin riesce ad ostacolare il giocatore, non è però abbastanza e infatti viene fatto gol. Numero 1. Minuto 11:32, 4-3 per il Montebelluna. Dietro dall'ingaggio centrale, un tiro del Montebelluna che però sbatte sui gambali di Paolo Quinto e il disco ritorna ai giocatori del Treviso, numero 11, Paolo Alessandro. Che inizia a salire, un passaggio per David Sagui, Tommaso Caner. Tiro di Tommaso Caner che però finisce fuori, torna ai giocatori del Montebelluna. Numero 90 si trova da solo davanti porta. Grandissima parata di Paolo Quinto che riesce a salvare il Treviso in una situazione del genere. Un po' di confusione tra i giocatori del Treviso, il disco però finisce comunque nelle mani di Alessandro Palù, numero 11. Tiro che però viene parato di nuovo da Paolo Quinto. Intervento di Tommaso Caner che riesce a salvare un passaggio dello squadra avversaria. Il disco finisce a Mattia Darin che prova il tiro, però viene intercettato dal numero 21. Disco a Alessandro Palù dietro porta della squadra avversaria e il disco torna dietro. Riccardo Dalben salta un avversario, però prova un passaggio che viene intercettato dagli avversari e finisce al numero 9. Ed è gol per il numero 18, Flora Andrea. Minuto 9:47, 5-3 per il Montebelluna. Gaggio centrocampo, numero 9 Zanetti Giacomo e Riccardo Dalben, numero 17. Gaggio vinto dal Montebelluna. Il Giotto Flora prova un passaggio che però finisce fuori sulle panchine della propria squadra. Penso che non la sappia come. Ingaggio in zona d'attacco per il Treviso. Viene vinto dal Montebelluna che finisce dietro porta al numero 18. Passaggio per il numero 9 che prova il tiro ma va fuori. Il disco finisce dietro porta e viene recuperato da Corbetta. Passaggio per Riccardo Dalben. Tiro di Riccardo Dalben che viene però preso dal portiere.
Di nuovo ingaggio. Vinto anche questa volta dal Montebelluna, che però perde il disco, che però viene recuperato da Tobio Vendrame. Tobio Vendrame, passaggio che però non viene preso dai giocatori del Treviso e finisce in fondo. Tiro di Alessandro Corbetta che però viene parato dal portiere. Passaggio per Tobia Vendrame che prova il tiro ma viene parato di nuovo. L'arbitro fischia in balaustra. Penso abbia messo libro delle regole comunque. Ed è di nuovo ingaggio in zona d'attacco per il Treviso, che vince l'ingaggio. Tobia Vendrame con il disco. Viene cercato da due giocatori del Montebelluna e perde il disco. È ora il numero 81, numero 21. Prova il tiro ma viene parato da Paolo Quinto. Alberto Corbetta recupera il disco. Passaggio per Riccardo Dalben. Passaggio per Tobia Vendrame, di nuovo Riccardo Dalben. Tobia Vendrame di nuovo. L'arbitro fischia di nuovo, anche se il disco era libero. E si ritorna di nuovo all'ingaggio. Cambio di linea per il Treviso. Ingaggio per il Treviso, vinto dal Treviso. Tiro di Stefano Santarossa. Il disco però Montebelluna riparte. Prova un tiro che però va fuori di poco. Dietro porta i giocatori del Montebelluna cercano di fare gol ma non riescono. Il disco ritorna su con Alessandro Nespolo, che però sbaglia un tiro. Disco a Ettore Grespan, che però sbaglia un passaggio per Alessandro Nespolo. Il disco viene recuperato dal Montebelluna, il numero 90 sbaglia il passaggio e ritorna a Alessandro Nespolo, che riesce a saltare gli avversari. Santarossa prova il tiro e il Montebelluna butta via il disco. Tiro di Alessandro Palù che però finisce fuori. Passaggio di Grespan viene bloccato dall'arbitro. L'arbitro finalmente fischia fallo per il Montebelluna, minuto 6:39. Fallo per il numero 21, Gioc Michele. Ingaggio di nuovo per il Treviso nello stesso posto dei precedenti 5 ingaggi. Tobia Vendrame recupera il disco, tira, prova, ma Merlo si fa trovare pronto. Numero 9 prova a salire ma viene bloccato da Riccardo Dalben, che recupera il disco. Passaggio per Tobia Vendrame. Riccardo Dalben. Passaggio di Riccardo Dalben davanti porta, prova Alessandro Palù ma non riesce, il disco ritorna indietro a Tobia Vendrame. Passaggio per Riccardo Dalben, di nuovo Tobia Vendrame. Tiro, però il disco viene recuperato dal Montebelluna e viene buttato su nella zona del Treviso. Tiro di Riccardo Dalben che non riesce, come anche il numero 4. Numero 4 spinge Alessandro Palù anche dopo il fischio dell'arbitro.
E i giocatori del Montebelluna sono comunque stressati anche se sono in vantaggio di 2 gol. Di nuovo ingaggio. Contestato. Montebelluna butta in sul disco che finisce a Mattia Bianchin. Passaggio per Tobia Vendrame che prova il tiro, che però non riesce e va fuori. Paolo Quinto aiuta nel recuperare il disco. Mattia Bianchin prova il tiro che però viene parato di nuovo dal portiere. Mattia Bianchin, Tobia Vendrame prova il tiro ma sbatte sugli avversari. Riccardo Dal Ben lo recupera, gira dietro la porta avversaria. Passaggio per Tobia Vendrame, tiro di Mattia Bianchin che però va fuori. Disco sempre nel mani del Treviso. Il Treviso non riesce a realizzare. Tiro di Mattia Bianchin che sbatte di nuovo sul portiere. Il disco viene buttato su proprio nel momento in cui rientra il quarto giocatore del Montebelluna che fa pressione. Il disco viene recuperato da Tobia Vendrame che prova, salta gli 2 avversari però non riesce. Tobia Vendrame, Riccardo Dal Ben provano ma non riescono a fare gol. Tobia Vendrame no, Riccardo Dal Ben, Tobia Vendrame, Riccardo Dal Ben. Montebelluna però riesce a recuperare il disco. Va all'attacco con il numero 90 che però viene bloccato da Mattia Bianchin. Disco in balaustra, recuperato il numero 81 che prova ma viene intercettato dalla stecca di Paolo Quinto. Mattia Darin, passaggio per Riccardo Dal Ben. Tiro di Mattia Darin che sbatte però sul portiere e il disco ritorna dietro. Ed è tiro e gol del numero 17 Riccardo Dal Ben. Al minuto 3:31 Treviso si trova 4-5 contro il Montebelluna. Disco per il Montebelluna, passaggio alto per il numero 18 che prova un passaggio davanti porta, tiro che però viene parato da Paolo Quinto. Disco per Alessandro Nespolo, salta un avversario nell'angolo, riesce a mantenere il disco fino al passaggio a Tommaso Caner. Tommaso Caner riesce a tenere il disco che però prova un passaggio ma non riesce. Il disco ritorna dietro a Santarossa. Passaggio per Tommaso Caner che però non riesce a tenere il disco e viene recuperato al numero 18. Riesce invece a recuperarlo. Ettore Crespan prova il tiro ma non riesce. Il disco viene recuperato al numero 9 del Montebelluna. Montebelluna sta cercando di aspettare la fine della partita e non vuole rischiare di arrivare a pari con il Treviso. D'Ammasso nell'angolo fa fischiare l'arbitro.
Ingaggio in zona d'attacco per il Treviso. Riesce a vincere il disco che però finisce dietro. Viene recuperato da Mattia Bianchin. Disco per Tobia Vendrame che parte subito all'attacco. Prova il tiro, ma non riesce. Il disco viene recuperato da Riccardo Dalben che finisce Alessandro Palù. Mattia Bianchin prova il passaggio ma non riesce. Riccardo Dalben, disco a Mattia Bianchin. Disco di nuovo Dalben. Prova il tiro. Tiro di Mattia Bianchin che però viene parato dal portiere. Manca solo 1 minuto e 29 alla fine della partita. Ingaggio viene vinto dal Treviso. Bianchin. Riccardo Dalben che però no. Tobia Vendrame che viene fatto scivolare dagli avversari. Disco rimane comunque al Treviso. Riccardo Dalben. Tobia Vendrame. Prova il tiro ma sbatte sulla stecca il numero 81. Disco viene recuperato dal Montebelluna. Che però viene perso di nuovo. Tiro ma viene parato di nuovo dal portiere. Nel frattempo il Treviso ha chiamato fuori il portiere per avere un giocatore in più. Sono 5 contro 4, stanno cercando di giocare il tutto per tutto. Tiro, sbatte sul palo, però l'arbitro non vuole fischiare. Time out per il Treviso, mancano 31 secondi e 5. Basta un gol per arrivare in parità e andare agli overtime. Coach Jacopo Rizzotto. (5 contro 4 per il Treviso). Ingaggio che viene vinto dal Treviso. Disco a Mattia Bianchin. Manca veramente poco. Tobia prova il tiro. Riccardo Dalben lo recupera. Passaggio che però viene bloccato al numero 4. Contrasto in balaustra. L'arbitro fischia. Mancano 13 secondi e 2. Treviso sta veramente cercando il tutto per tutto. Tiro di Tobia Vendrame. Riccardo Dalben però non riesce nel rebound. Passaggio di Tobia Vendrame. Tiro di Allen Espero che però finisce fuori. E il Montebelluna vince di un gol di superiorità. Nonostante i grandi sforzi del Treviso anche nella fase finale di cercare di fare gol e di portare la partita in parità e di passare agli overtime.
Peccato per questa partita. Treviso comunque saluta il pubblico.